Questo è ex palazzina che conteneva i servizi di stazione, adesso l'hanno demolita e la rifanno nuova, quindi speriamo in modo adeguato, era proprio inaccettabile come era prima. Gli ascensori sono arrivati, così come le nuove macchinette per comprare ed obliterare i biglietti. I convogli sono stati raddoppiati sulla linea Bassano-Venezia, una serie di battaglie vinte in 20 anni di segnalazioni e denunce da parte del comitato guidato da Dario Berti. Ma c'è ancora qualcosa di importante da fare. Stiamo ancora purtroppo aspettando l'installazione delle pensiline. Ci hanno detto che le stanno facendo, ma non ci sono. Temperature bollenti o acquazzoni, i passeggeri sono comunque costretti a percorrere la banchina senza alcuna protezione. 2 ore e mezza invece per andare da Bassano a Trento, un tempo decisamente non competitivo, e così gli utenti scelgono la macchina. Ci vorranno anni, ma intanto 84 passaggi a livello in tutto il Veneto saranno sostituiti, soppressi sulla linea Venezia-Bassano 28, 8 sulla linea Padova-Bassano. La frequenza di un treno ogni mezz'ora provoca la chiusura delle sbarre 4 volte ogni ora, quindi ogni quarto d'ora mediamente c'è una chiusura di un passaggio a livello e il territorio interessato ne subisce le conseguenze.